Signori, buon pomeriggio dallo stadio di Bagheria, la 20ª giornata del campionato di promozione tra Bagheria Alba Alcamo. Il calcio di punizione del Bagheria Fiorentino, fuori di pochissimo Domenico Fiorentino, questa palla davvero insidiosa sul secondo palo. Ribaudo, palla per Fiorentino, Fiorentino il tacco, bella la giocata, Caracappa è lì, dentro Caracappa il tiro, salvataggio sulla linea, Ribaudo, fallo di mano ed è calcio di punizione, grandissima occasione qui per il Bagheria. Calcio di punizione per il Bagheria, Caracappa sul piede, il tiro, parata facile del portiere alcamese, Misseri pronto al rinvio. Ammoscato, pressato da Florio, Accamo in difficoltà e va in avanti il Bagheria con Florio, attenzione Florio dentro l'area, palla per Ribaudo, può calciare, parata del portiere e poi respinta di Caracappa, grande salvataggio e calcio d'angolo. Cina cercherà la frustata lunga, vediamo. Cina, una buona rimessa, palla in mezzo, Caracappa di testa, Birzi, non c'è nessun tocco, assolutamente rimessa dal fondo. Una palla che potrebbe essere insidiosa, vediamo come si posiziona l'Alcamo in fase difensiva. Badami prova a calciare dentro l'area, procede il tocco, c'è Ribaudo, parata del portiere, ancora però non è finita l'azione. Cina allunga per Ferrara, non è entrato. Ancora Ferrara, cerca il cross, teso in aria, Fiorentino può stoppare, Fiorentino. '82esimo, Ricco Bono, cerca il cross in aria, Gallina di testa, Miceli respinge. Occasione la più nitida per l'Alba Alcamo è proprio questa, il colpo di palla per Bonanno, Bonanno di prima, Ribaudo, Badami, grande palla qui per Ferrara, occasione Ferrara, può andare? Ferrara in aria, Ferrara la mette in mezzo, Bonanno lì davanti e c'è il gol di Bonanno negli ultimi minuti, ha segnato Salvatore Bonanno ed è 1-0, una grande uscita del Bagheria, sempre pronto a tenerla lì, molto bene Lentini, sicuramente il giocatore positivo dell'Accamo. Palla lunga, Gallina, spizzata di testa, Procida un po' in ritardo qui sul pallone, Carollo prova il tiro, la palla va fuori. Ammonito Miceli, giustamente l'aveva invitato più volte a giocare, è ammonito ed è punizione a 2. Il calcio di punizione in 2, l'ultima occasione decisiva dell'incontro. Questo calcio di punizione per la perdita di tempo, la rincorsa, Gallina, il tiro, respinge la barriera, Misseri può provare il tiro ed è finita, finisce così con il Bagheria che vince 1-0 e ha davvero complicato, si è davvero complicata la vita da sola con quell'ultima decisione di Miceli, non doveva perdere tempo così.